Ho ritenuto di poter inserire questa mia relazione negli atti convegno economia e commercio nelle Prealpi Venete per il motivo che da parecchi decenni fino ad oggi la foresta di Somadida è stata ed è amministrata prima dall'Ufficio Aziende di Stato Foreste Demaniali di Vittorio Veneto, in seguito attualmente all'Ufficio Territoriale per la Biodiversità, ufficio nel quale iniziai la mia attività lavorativa nell'ormai lontano 1977 e in qualità di ispettore addetto, cioè ufficiale di prima nomina, ebbe l'incarico proprio di seguire gli interventi selvicolturali e preparare il piano assestamentale di questa foresta. In relazione all'argomento che avrò modo di illustrare in questi brevi 20 minuti, accordatomi dalla Presidenza del convegno, ho ritenuto limitare il mio intervento a un ben preciso momento storico, questi 50 anni, ed alcuni argomenti specifici riguardanti la gestione della foresta a partire dal 1866, anno in cui il Veneto e di conseguenza il Cadore venne a far parte del Regno d'Italia. Ovviamente avrò un piccolo preambolo austriaco per poter agganciare poi il periodo italiano. La Somadida, penso che è una foresta che tutti voi conosciate, è una foresta, si trova anche detta Vizza di San Marco, fu donata alle genti cadorine dalla Serenissima Repubblica nel lontano 2 luglio 1463. Particolarità di questa foresta che i confini allora individuati dai proti dell'amministrazione della Repubblica di Venezia sono rimasti quasi inalterati fino al giorno d'oggi. Quindi è una foresta che, a differenza di altre tante foreste demaniali, ha dei confini consolidati da ormai 500-600 anni. A tale data, da tale data, del 1463, data sino alla caduta della Serenissima, venne di fatto bandita, quindi era una foresta demaniale ad uso esclusivo della Casa dell'Arsenale di Venezia, da cui traeva i cosiddetti pennoni per le navi, utilizzando principalmente l'abete rosso, in quanto l'abete bianco, per le sue caratteristiche tecnologiche, non era idoneo allo scopo. Vorrei citare ora quello che scrisse Monsignor Giuseppe Ciani nella sua Storia del popolo cadorino del 1856, che così si esprimeva: nessun altro dei boschi cadorini, quantunque molti e vari, intanto pregio è questo, inarborato singolarmente d'abeti, pedali grandissimi che svelti diritti levansi a straordinarie altezze, di qua le migliori antenne che si sappiano le piante più utili ed acconce ai lavori dell'arsenale, alla costruzione dei più principali e grandi navigli. La storia di Somadida è quindi una storia legata all'utilizzazione boschiva che da essa si traeva. Quindi non ha avuto la sfortuna, come altri boschi, di avere nelle vicinanze villaggi, non ha mai avuto al suo interno abitazioni, è stata utilizzata sempre in maniera attenta dalla Repubblica di Venezia e il pascolo al suo interno era vietato e sporadiche sono le infrazioni, in quanto il popolo cadorino, in particolarmente gli auronzani, tenevano in gran conto questa foresta come un loro gioiello da custodire per la Serenissima Repubblica. Alla caduta della Repubblica, dopo un breve periodo di occupazione francese e di anarchia, limitata comunque, la foresta passò alla Casa d'Austria, nuovamente ai francesi Regno d'Italia e alla caduta di Napoleone al Regno Lombardo-Veneto, rimanendo però sempre pubblica e al servizio dell'Arsenale di Venezia per le esigenze della marina, prima francese, poi imperiale e seguito italiana, sempre marina da guerra. Fatta questa doverosa premessa, la gestione della foresta di Somadida risulta complessa, in particolar modo a partire dai primi decenni del XIX secolo, quando prese piede la moderna selvicoltura e di conseguenza le necessità di dotare la foresta, se non di un proprio e vero piano assestamentale, quindi un piano che dopo vedremo, di alcune norme e interventi che permettessero all'amministrazione forestale dell'epoca di avere una chiara visione di quanta massa legnosa fosse presente, di quanta fosse la ripresa annua,
cioè l'incremento, e quanto dovessero incidere i tagli in relazione alla necessità dell'arsenale e del mercato del legname che si stava aprendo ai privati. Fino ai primi decenni del XX secolo l'utilizzo delle piante e il conseguente taglio si basava sul cosiddetto metodo Cadorino, scegliendo di volta in volta le piante che avessero raggiunto ad una certa altezza, 4,15 m circa, un determinato diametro superiore alle 8 once venete, giunte quindi a quella maturazione economica che permetteva di ricavare quegli assortimenti legnosi utili alla casa dell'arsenale per le esigenze navali. Oggi noi abbiamo una visione del bosco meno economica, a quell'epoca il bosco era considerato un bene strettamente economico e quindi si doveva trarre dal bosco il massimo profitto da esso. Avere una concezione meno naturalistica e più silvicolturale. Per inciso è merito della Repubblica Veneta aver introdotto una disciplina dei tagli attraverso la codificazione di un sistema che conserva tuttora la definizione appunto di taglio cadorino. Veneziani, questo allora più o meno i cadorini, secondo il classico sistema cadorino del taglio saltuario, saltuario si intende che veniva fatto in un determinato periodo scegliendo determinate piante, e le piante che venivano soggette al taglio erano quelle che davano una taglia da sega, che avevano raggiunto un diametro di almeno 15 once venete, 45-43 cm e mezzo circa, all'estremità minore del primo toppo da sega, ovvero a 4,15 m, pari a circa queste erano le misure in atto come taglio cadorino. Per quanto riguarda l'Arsenale di Venezia, le piante che venivano soggette al taglio erano quelle piante che a una certa altezza, appunto di circa 4 metri e rotti, avessero un diametro superiore alle 8 once, non mai inferiore a tale once, quindi a un diametro di 22-23 cm in su. Poi fare una prima foto. Abbiamo qui una carta dell'epoca austriaca in cui non si vede purtroppo molto male, vedremo qual è la superficie che era di 1586, e queste intornature comunque 1586 ettari in complessivi. Quindi gli austriaci iniziarono per primi a fare, già sotto il governo austriaco si ebbe la prima generale conterminazione, quindi gli austriaci verificarono i confini che a suo tempo la Repubblica di Venezia aveva adottato, le controllarono, verificarono che in effetti vi era poca discordanza e iniziarono con dei cippi lapidei a contornare la foresta, e quindi iniziarono poi all'individuazione delle piante presenti nella foresta, suddivisi per specie e per diametro, e la necessità di individuare le vie di esbosco più comode, e in ultima analisi l'individuazione dei metodi di governo della foresta. Quindi all'inizio dell'Ottocento gli austriaci già iniziarono a fare tutte queste serie di ragionamenti. La scuola silvicolturale germanica e quindi quella austriaca era a quell'epoca una delle scuole silvicolturali all'avanguardia, come invece nel Settecento lo era stata quella veneziana. Non entro però nello specifico, non essendo questo argomento austriaco oggetto del nostro incontro. Ora vediamo una tabella, l'utilizzo della foresta dal 1850 al 1870. Sì, dal 1850 al 1870, esattamente, e vado ad analizzarla. Purtroppo le foto non sono venute molto bene. Da un'analisi degli atti riguardanti le utilizzazioni boschive verificatesi in questo lasso di tempo, si è potuto constatare che tali utilizzazioni non seguivano un piano di taglio prestabilito e non vi erano in essere piani assestamentali. Le piante soggette ad utilizzo venivano scelte nelle località che si reputavano più idonee, e il numero di piante soggette al taglio variava di anno in anno a secondo delle specifiche esigenze della regia marina, prima austriaca e poi italiana. Si può dunque affermare che la foresta era riservata esclusivamente per i fabbisogni della marina.
Sotto il Regno d'Italia, oltre ai fabbisogni della Regia Marina, vi erano interessati anche la Regia Artiglieria e il Regio Genio dell'esercito. Se si analizza il prospetto degli introiti e delle spese verificatesi, comunque adesso ve le leggo, tutti questi dati poi negli atti sono più ampiamente trattati, quindi dal 1850 al 1870, perché dal 1871 inizia con la legge che vedremo avanti, fu inserita tra le foreste demaniali del nuovo Regno d'Italia. Prima che venisse dichiarata foresta inalienabile, balza agli occhi come in alcuni anni le utilizzazioni boschive risultavano limitatissime e si vede dagli introiti, mentre in altri anni erano assai rilevanti, quindi non vi era una continuità di numero di piante e alberi da tagliare, ma a secondo delle esigenze della Casa dell'Arsenale o di altri enti pubblici e dell'amministrazione forestale. Fino al 1858 gli introiti sono segnati in lire austriache, che ragguagliate a circa 0,85 lire italiane. Dal 1858 al 1866 gli introiti erano in fiorini, circa 2 lire 47. Per il quadriennio 1867-1870, prima, come vedete, anche in altri documenti non ho trovato quelle che erano le spese sostenute dall'amministrazione per la gestione. Non le ho ritrovate né a Belluno né in altri archivi né negli uffici forestali, quindi non so, continuerò la ricerca. Quindi dal 1867 al 1870 la rendita ammonta a lire 135.734. Se noi facciamo un coefficiente di rivalutazione della lira del 1867-1870, dobbiamo moltiplicare questa somma per una media di circa 6.000, un coefficiente 6.000. Probabilmente prima era più alto, poi nel 1915 era intorno ai 5.500 il coefficiente di rivalutazione, quindi facendo un debito calcolo noi poi possiamo verificare, poi lo trasformate in euro, ancora più complicato. Comunque sappiate che mediamente vi era una rendita di circa 80.000 euro all'anno e la spesa era pari a 22.806, quindi una spesa piuttosto bassa, con una rendita media pari a lire 112.927 netta, molto superiore al periodo precedente. Quando negli atti questa tabella sarà ben leggibile, vi renderete conto che in certi periodi sono state delle utilizzazioni molto massicce e in questo periodo il taglio è stato piuttosto pesante, e questo è dovuto alla straordinaria utilizzazione effettuata dal 68 al 69 per la nuova Regia Marina del Regno d'Italia, in cui si utilizzarono ben 1468 piante di grande diametro. Oggi questo tipo di piante in Somadina non ci sono più a questo numero, e senza dubbio le migliori presenti in foresta. Cioè nel primo periodo l'Italia iniziò un taglio massiccio per le proprie esigenze navali. Si può ora alcune considerazioni. Le utilizzazioni boschive vere e proprie erano quelle che si facevano per soddisfare le esigenze, abbiamo detto, della Regia Marina. Il sistema tenuto per la scelta delle piante da sottoporre al taglio per gli usi della Marina non erano di certo il metodo migliore per una corretta gestione selvicolturale. Gli incaricati di individuare le piante idonee a ricavare gli assortimenti legnosi richiesti, periti dell'Arsenale, sceglievano le piante ove più gli conveniva, particolarmente in luoghi più comodi possibili, basandosi unicamente sulla loro discrezionalità. Non vi era un piano economico come oggi che ti dice di anno in anno o di decennio in decennio dove devi andare a tagliare. Quindi loro valutavano secondo la loro discrezionalità, nel ritenere più o meno idonea una pianta. Per di più queste venivano assaggiate, una specie di, si chiama succhiello di Presley, adesso lo chiamano, una specie di succhiello, quindi valutavano la fibra legnosa interna e quindi verificavano se la pianta era idonea o meno a creare pennoni ed antenne. Quelle assaggiate venivano lasciate e spesso anche deperivano per attacchi poi magari esterni di malattie varie.
Passiamo ora al regno proprio dello specifico. Nel 20 giugno del 1871, la legge appunto del 20 giugno 1871 dichiarava inalienabile la foresta di Somadida e, come espressamente previsto dalla legge, l'amministrazione della stessa venne affidata al Real Corpo delle Foreste del Ripartimento Forestale di Belluno e come ufficio dipendente quello di Pieve di Cadore, di Auronzo inizialmente e poi di Pieve di Cadore. Quindi erano gli uffici preposti ad amministrare questa nuova foresta demaniale. In questa legge, nella legge, in un allegato alla legge, vi è indicata la superficie che boschiva di questa nuova foresta in 382 ettari, che poi vedremo sono stati leggermente modificati. Lo scopo della legge era appunto quella che così si esprimeva: boschi nazionali inalienabili sono destinati per interesse dello Stato principalmente alla cultura di piante d'alto fusto, ne potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva, e poi continua con tutta una serie quindi al Corpo delle Foreste venne affidata l'amministrazione, che doveva essere anche di scuola per i proprietari boschivi della zona per poter valutare come meglio utilizzare i boschi. Come riportato dal Regio Registro del 1896, la foresta di Somadida aveva dei registri in cui venivano annotate tutte le attività, tutto quanto interessava la foresta, e quindi è anche di facile lettura e ricca di documenti. Si può dichiarare senza tema di essere smentiti che la foresta Somadida dal 1871, questo scrive nel 1896, dopo che venne dichiarata inalienabile, per quanto molte forse eccessive utilizzazioni si siano eseguite, quindi già faceva una piccola autocritica, no? E per quanto le piante di grosse dimensioni siano in gran parte scomparse, come avevamo accennato prima, pur tuttavia le sue condizioni generali sono migliorate e si va preparando la rigenerazione del bosco, se non che occorrerà, dopo l'ultimato il turno nelle 10 sezioni che dopo vedremo e praticato qualche altro taglio parziale in qualche sezione, lasciare il bosco in riposo per un periodo che varia dai 10 ai 15 anni, avuto riguardo al lento accrescimento del bosco stesso. C'è da dire che l'accrescimento del bosco era molto lento e questo faceva sì che le piante, il legname che si traeva da Somadida era di eccellente qualità. Nei primi 5 anni della legge non vennero eseguiti i rilievi della foresta, e poi andremo avanti, ecco qui i confini. Non vennero eseguiti i rilievi della foresta, né generale né parziale, reputando che i rilievi e le mappe eseguite nei decenni precedenti e i dati forniti dal catasto fossero attendibili, erano veramente attendibili, soltanto una certa variazione che adesso vedremo. Comunque la superficie risultava di 1589 ettari, 26 di aree 80 centiarie. Comunque questo dato era quello che avevamo letto prima, non avevamo letto perché non si leggeva bene, calcolato anche dall'amministrazione austriaca. Più si doveva aggiungere una piccola superficie all'esterno della foresta adibita a comando forestale e a orto annesso. Con il dispaccio del 22 maggio 1876 il Superiore Ministero affidava l'incarico di eseguire un generale rilievo topografico della foresta, lavori iniziati il 20 giugno del 1876, sospesi nel 77 e conclusi nel 78. Da qui si evince cosa? La foresta è stata suddivisa per tipologie: bosco resinoso di buona vegetazione, 171 ettari erotti, bosco resinoso di media vegetazione, quindi piante che avevano una determinata età, bosco con vegetazione stentata, perché la Somadida, diciamo la parte piana, ancora ha un bosco di grande pregio, poi andando verso le vette dolomitiche, verso la zona esterna, lì comincia a essere molto stentato. Bosco con vegetazione stentata, 14 erotti. Qui poi i dati sugli atti sono ben precisi,
bosco resinoso misto, abete rosso e abete bianco, circa 44 ettari, quindi vedete che il bosco di abete rosso puro è il predominante, 171 ettari, confronto ai 40 del misto. Bosco frascato misto resinoso latifoglie 94. A tal proposito c'è da dire che per quanto bosco resinoso latifoglie, per latifoglie si intende il faggio, che è stato oggetto nei primi dell'Ottocento e fino alla metà dell'Ottocento del desiderio di estirparlo del tutto per lasciare posto alle resinose. Era un'impostazione selvicolturale dell'epoca, non forse proprio naturalistica, ma più orientata all'utilizzo quindi mercantile. La macchia di mugo e di roccia 1127. Questo dato delle macchie di mugo e di roccia di 1127 portarono l'iniziale superficie boscata prevista dalla legge del 1871 dalla tabella allegata di 382 ettari a 461, perché nel calcolo da questo rilievo era diminuita la superficie di macchie pino, mugo e roccia da 1200 a 1127, quindi in pratica il bosco era aumentato di circa 79 ettari. Quindi la superficie boscata a partire da quella data di 461 ettari, virgola 98, è rimasta pressoché invariata fino ai giorni d'oggi. Quindi questo ricalcolo ci aveva permesso di rivalutare meglio la superficie boscata. Però dobbiamo ricordarci che 1127 ettari su 1589 sono praticamente inaccessibili o a mugo e quindi non utilizzabili ancora oggi, non sono stati, praticamente erano degli incolti, e cioè dei terreni. Dal registro storico del 1890, quindi cerco di andare veloce, e come abbiamo verificato risulta che l'abete rosso è predominante. In ogni caso l'abete bianco era la seconda specie legnosa presente in maggior quantità, presenza di larici soprattutto nelle zone più esterne, presenza di pino mugo in tutte quelle aree a Barancio che noi vediamo verso il Cono del Doggio, le Meduce e quant'altro. Il larice e il pino silvestre erano in quantità molto modeste, mai utilizzata dalla reggia marina e quindi lasciate invecchiare, se non poi utilizzate in epoca successiva per fare travature di larice e di pino silvestre da vendere a mercanti del luogo. Lo stato di vegetazione risultava lentissimo e questo permetteva di avere un abete rosso di fibra finissima ed elastico, molto elastica, e perciò molto ricercata per le costruzioni navali, quindi per i pennoni e le antenne, che dovevano avere una certa elasticità che proprio insita nel loro essere. L'età delle piante variava dai 20 ai 200 anni, quindi siamo nel 1890, ad eccezione degli abeti bianchi e dei larici che oltrepassavano i 200-300 anni. L'abete bianco poi non è molto longevo, mentre il larice è molto più longevo. Comunque queste essenze, non venendo utilizzate, potevano campare più a lungo. In base ai risultati del 1867, qui vado un po' indietro, il numero delle piante superiore ai 14 cm risultava essere di 98.132. Negli atti io le ho suddivise per specie, per altezza, per diametro e per età. Quindi voi vedrete negli atti il numero di piante per ogni singola essenza, abete rosso, abete bianco, larice e via discorrendo, con accanto l'età, l'altezza, il diametro, e quindi avete una chiara visione a quell'epoca di cosa c'era in foresta. Dal 1868 al 1889 si utilizzarono un numero 15.462 piante registrate, comprese quelle, in questo numero vanno comprese le piante schiantate, e quindi alla fine del 1889 rimanevano in foresta invece di 82.670 piante. Si era provveduto quindi anche a eliminare tutte quelle piante sopranumerarie, noi le definiamo con una densità eccessiva, schiantate, seccaginose, malate, attaccate dal bostrico, quindi eliminando tutta questa massa legnosa non utilizzabile per usi dell'arsenale, del genio e dell'artiglieria,
rimanevano 82.670 piante. Nel periodo 68-70 vennero asportate 2.314 e conseguentemente alla fine del 1871 erano risultate essere pari a 95.818. Adesso l'ultimo argomento che io voglio trattare è quello relativo al concetto e all'utilizzazione del bosco. Il bosco veniva governato, come abbiamo detto, il governo del bosco si intende il modo con cui il bosco viene rinnovato e dipende dal tipo di propagazione delle piante, e nel nostro caso la foresta di Somadida risulta essere governata a fustaia, disetanea, classi di età diverse e anche diametriche, con rinnovazione naturale, quindi non a tagli rasi come voleva inizialmente il governo italiano. Quello che io avrei voluto dire, ma che voi leggerete negli atti, sono tutte le utilizzazioni che poi di volta in volta nei vari anni venne fatte all'interno della foresta, come la foresta venne particolarmente gestita in determinati periodi, come era stata suddivisa in 10 sezioni, arriva all'ultima tabella, e qui abbiamo, questo purtroppo non posso descrivere attentamente, comunque abbiamo la differenza tra le masse stimate e le masse metri cubi realmente poi asportati, e la differenza in percentuale di quello che era stimato in bosco e di quello che poi effettivamente era stato utilizzato. Ma comunque all'interno degli atti vi sono tutti questi dati ben specificati e ben analizzati. Voglio terminare col 1915, perché nel 1915 è scoppiata la prima guerra mondiale e termino, appunto, siamo nel centenario, e voglio dirvi che l'amministrazione forestale passò in mano militare alla direzione dipendente dell'amministrazione dell'esercito, che dispose per il biennio 1915-16 il taglio complessivo di metri cubi 2.673,037 e 4.751,670 metri steri, dati registrati e quindi impugnabili, di legname da ardere e necessarie alle esigenze belliche del vicino fronte dolomitico. Nel 16 e nel 17 furono sottoposte al taglio numero 3.705 piante di resinose, con taglio a scelta in tutte le sezioni, mentre la sezione numero 1, per superficie di 29 ettari 123, venne tagliata a raso. Era la più bella e quella che aveva il materiale legnoso più interessante. Venne poi ricostituita negli anni successivi. Dal suddetto taglio raso si ricavarono 8.452 metri cubi di legname da lavoro e metri steri 10.112 di legname da ardere. Sotto l'occupazione austriaca, che è durata circa un anno, non si procedette a tagli, salvo tagli per piante schiantate ad uso da ardere. Le austriaci non avevano tempo, utilizzavano solo quel poco legname, anche perché era molto lontano dal fronte, dal nuovo fronte. Prima il fronte era molto vicino, poi il fronte si era allontanato, e quindi nel periodo 18-19, quindi alla fine della guerra e subito dopo, non si vennero utilizzati tagli particolari, se non per asportare piante schiantate attaccate dal bostrico, e iniziare la rinnovazione posticipata artificiale della particella numero 1, che era stata l'unica a essere tagliata a raso. Ripeto, il taglio raso nella foresta di Somadida non è stato mai adottato e non verrà mai adottato in seguito. Chiudo qui, spero di essere stato più o meno esaustivo, però chi desidera approfondire leggerà gli atti tutto quanto io ho espresso in questi 20 minuti. Grazie. Curiosità, visto che ormai per i pennoni della Marina non serve più la Somadida, cosa ci fanno adesso? Questa è una domanda che mi è stata rivolta quando sono stato con degli austriaci forestali a Somadida. Attualmente mi hanno visto, hanno detto: che belle piante, cosa ne fate? Oggi la foresta di Somadida è una riserva naturale orientata, e quindi lo scopo primario di questa foresta è di mantenere un biotopo particolare, quindi le utilizzazioni boschive sono solo rivolte all'asporto di quella massa legnosa, supernumeraria, seccaginosa, rischianti da valanghe, da vento. Quindi
è una foresta che oggi ha una triplice funzione, chiamiamola, quella di avere un determinato quantitativo di legname, in ogni caso utilizzabile, difesa idrogeologica, ma soprattutto quella naturalistica e paesaggistica. Per cui la foresta, da prettamente economica, come lo era concepita negli anni nell'800 e anche prima, quindi una miniera di legname ad uso particolare per esigenze particolari dello Stato, a una foresta usufruibile a tutti e diventa quindi un luogo di riposo dell'anima, chiamiamolo, per i turisti. Spada.